Eder. Mech. Pallister. Quando hai conosciuto Sebastiano? Nell'ottobre del 2015 lei con lui è venuta a una commemorazione mia e di altri 3 amici che dopo eravamo finiti tutti assieme in una pizzeria di Muggia ed era la primissima volta probabilmente che ci vedevamo. Ci siamo non ignorati né baciati in bocca, insomma. C'è un cortese colloquio di 2 persone conoscenti. Poi quando l'hai rivisto? E la seconda sicuramente quando lui ha fatto la foto che abbiamo in Piazza Unità, che lei era con lui, mi si è avvicinata perché io ero con i bersaglieri di Trieste, era un 3 novembre sicuramente. Lui ha detto, beh, ma già che siete facciamo una foto bella, perché è forse l'unica. Sì, è paradossale che l'unica foto che avete insieme tu e Liliana l'abbia scattata Sebastiano. Mi spiace per questa persona, evidentemente lui si è creato nella sua testa qualcosa che probabilmente Liliana non voleva. Sebastiano parla del solito film, invece tu sostieni che Liliana fosse innamorata di te, vero? Io dico di sì, forse per 40 anni. Inespressi, sì, io dico sì. Sebastiano in mezzo, ma io dico sì, perché lei si è messa e ha trovato Sebastiano dopo che io seriamente mi sono messo con la mia seconda moglie. E io considero che prima e dopo aveva ancora un pensiero, eccolo. Molto probabilmente Liliana, nel momento in cui ha capito le tue intenzioni, probabilmente si è ribellata. Io vorrei tanto sapere il contenuto di quella telefonata di 16 minuti, probabilmente Liliana ti avrà detto qualcosa. Ecco, abbi il coraggio di dirci cosa vi siete detti. Intanto negli ultimi 8-10 giorni io ho tutto il faldone delle chiamate tra me e lei. Lei mi ha chiamato 15 volte e io a lei 5. Nel mese di dicembre, se non erro. Ecco. In tutte queste telefonate noi ci siamo detti un sacco di cose che a Visintin possono anche non interessare, perché interessavano noi due, facevamo i nostri progetti per il futuro. Lei non può essersi suicidato per un qualcosa che io gli ho detto, perché gli ho detto solo cose che non possono mandare a suicidarsi nessuno. Ecco, a lui può interessare proprio poco. Noi facevamo i nostri programmi per 3 giorni dopo che dovevamo andare per i cavoli nostri. Quali erano i programmi tuoi con Liliana? L'intenzione, idea era, partiamo il 17-18 da qua. Noi volevamo andare all'Hotel Melia di Umago. Io le avevo proposto e aveva detto di sì. Con prezzi irrisori per un 5 stelle, proprio 36-39 euro, mezza pensione. Sebastiano, hai sentito, Liliana era in partenza per Umago. Con te non sarebbe andata da nessuna parte? C'era questa prospettiva di andare in Brasile, avevamo parlato con l'agenzia, il biglietto me l'avevano già dato i costi, che veniva circa 750 euro a testa, e dopo è finita così. Chi ci teneva di più a questa relazione, Claudio, tu o Liliana? L'ho fatto più per lei che per me, volendo parlare adesso, non per rinfacciare. Cioè, io sapevo del suo interesse verso di me, è diventato mio nei suoi confronti dopo il 25 ottobre. Il suo era già evidentemente, perché se veniva già da mesi, eccolo, ci vedevamo, ecco. E io, è chiaro che anch'io ho preso una decisione, non da poco, perché cominciavo a mettermi seriamente, ufficialmente, con una terza donna nella vita. Lei veniva a stare a casa mia semplicemente, se noi dovevamo. Lei mi aveva detto che entro il 16 glielo diceva, perché il 16 di dicembre era un anno della morte di mia moglie. Era una data simbolica? Non era tanto simbolica, la simbolica era il 19 dicembre, che era 40 anni della nostra prima volta. E a un certo punto ha iniziato a traslocare verso casa tua. Si è presentata a casa mia verso metà novembre col pacchetto preso appena di lenzuola, di flanella. Ha detto, beh, la prima cosa che io porto nella mia casa. Non c'è una minima prova di quello che dice Sterpin o quello che dicono anche gli altri. Non ci sono prove. Perché ha detto una, perché ha detto l'altra, gli amici. Ci sono prove? No, solo quello che hanno detto loro. Claudio, ci sono dei comportamenti molto strani di Sebastiano. Lui, prima di andare in polizia a denunciare, mi ha bloccato. E il 19 mi ha chiamato lui, il telefono ha suonato, io ho risposto una parola tenendolo là, ma dopodiché ho detto
non so se ho chiuso io, lui o insomma si è interrotta la comunicazione. Liliana generalmente portava la fede? Ma in genere la portava. Un argomento che trattammo tanto tempo fa. Quando Liliana viene ritrovata c'è ancora il segno della fede sulle sue dita. Vuol dire che l'aveva addosso. E voi due avevate l'abitudine di tenerla o di togliere la fede? La mia non la tolgo mai, come lei non toglieva mai la sua. Punto. Quindi il fatto che quando viene ritrovata non ha la fede non è una cosa estremamente normale? Sicuramente no. Liliana aveva dei problemi che tu sappia? Se aveva dei problemi, secondo me me li avrebbe detti. E non credo, Liliana non era tipo, non so cosa può aver scatenato dentro di lei qualcosa. Io non credo assolutamente nel suicidio, non lo crederò mai, guarda. Beh, tu in passato tante volte hai parlato di suicidio, quindi adesso pensi che qualcuno gli ha fatto del male? Questo ce lo diranno gli inquirenti, dai. Io voglio sperare che la dottoressa Cattaneo riesca a dimostrare due cose. Quando è successo, la sua fine e come. Intanto, per ora, bastano queste due. Ecco, se lei non si è suicidata ed è morta il 14 dicembre, come tutti noi crediamo, il suo corpo è stato occultato, per cui è occultamento di cadavere, e 3 settimane dopo è stato messo in bella mostra. Lei non poteva andare a suicidarsi là in quella maniera, non avrebbe potuto arrivare dove è stata trovata, cioè suicidarsi là, senza aver fatto un segno, ma non sul viso sbattendo contro gli alberi, ma su se stessa, sui vestiti che aveva, sulle gambe. Cioè, non è facile, soprattutto se uno va in quel posto al buio la sera. Are you all my personal dreams? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.